Ciao ragazzi, Ciao. ben ritrovati nella nuova puntata di Salotto Siciliano. Non sappiamo Oggi... questa puntata quando uscirà, la rivediamo ogni volta. Questo è un classico ormai di tutte queste puntate che Sì. stiamo registrando qua. Così sanno il periodo in cui li facciamo. Niente, praticamente questa puntata non sappiamo quando uscirà perché le stiamo registrando tutte in questo periodo. E oggi portiamo a Salotto Siciliano Chiara Rametta ed Enrico Beninato. Ciao a tutti. Piacere. Sono due ragazzi che Chiara è stata in Cina e Enrico è stato in Canada, poi In Honduras, in Spagna. Avrai modo di spiegare un po' i posti dove sei stato. Quindi questo episodio è il continuo di quello che avevamo incominciato, quindi esperienze all'estero, perché nel caso di Enrico mi sembra che sia rientrato nel programma di exchange. Sì, a FS le prime due esperienze a scuola. Sì, e invece lei è totalmente opposta come esperienza. Sì, nel mio caso è un po' io ho frequentato un collegio internazionale chiamato UWC o Collegio del Mondo Unito, di cui è uscito il bando recentemente, quindi se i ragazzi che fanno adesso la terza media vogliono approfittare, andategli a dare un'occhiata perché è molto interessante. Casomai lasciamo il link qua sotto in descrizione. Sì, mi farebbe tantissimo piacere. Allora mandami il link così. Senza- Ma già dalla terza media si parte con Sì, questi in terza programmi? allora, in questo momento sono i ragazzi che hanno finito la seconda superiore. Ok. Quindi appena inizieranno la terza media cominceranno tutta la fase di selezione. C'è una selezione iniziale in cui mandi la domanda online, selezione a fase regionale, e se passi quella selezione a fase nazionale e se vieni ritenuto idoneo, se hai la borsa e ottieni una borsa di studio, ti mandano in uno dei collegi. Quanti posti ci sono? Dipende in dalle Italia? borse di studio. In tutto ci sono 18 collegi, quindi dipende dalla disponibilità che ogni collegio dà per ogni paese, per ogni stato, e dipende dalla disponibilità di borse di studio. Infatti, anche se tu vieni ritenuto idoneo dopo la terza selezione, non è detto che tu realmente parta se non hai la borsa di studio. Io ho saputo di essere passata a febbraio, ho saputo poi in quale collegio sarei andata a inizio giugno, perché mi è stata data una borsa di studio da una compagnia cinese, fortunatamente. Ah, ok. Sì, molti dipendono in realtà, cioè Molti? molte delle borse di studio dipendono perché ce ne sono un tot stanziate proprio dalla fondazione dei collegi, tutto il resto sono trovate, sono autofinanziate o... Ma quindi devi andare tu a cercare una borsa di studio tipo Se aziende, tu... Sì, organizzazioni? sì. Se tu non hai un ISEE altissimo, quindi ti paghi tutta la quota da te, allora sì, molti ragazzi per volere andare hanno dovuto cercarsi una borsa di studio, quindi organizzare progetti, collette, andare a chiedere. Ma non c'è tipo con l'INPS, che ne so, tipo per lavoratori statali, non lo Stato Con non l'INPS finanzia? Con l'INPS no, ogni regione a statuto speciale stanzia solitamente un tot di borse di studio per ragazzi che fanno questo tipo di esperienze internazionali. La Sicilia no. Vabbè. Yeah. Ragazzi, siamo in Sicilia top Sicilia. regione. Sembra una forza in più, noi siamo. Certo. Sempre. Sicilia top regione. Top regione d'Italia. Allora, la prima domanda è così, cominciamo con le domande che bene o male ho preparato. Raccontate che sono sempre strani. Il primo giorno, sia te in Cina che te in Honduras. Parti tu. Vado io? Vai tu. Perché il primo giorno è sempre quello più... Il primo giorno è stato tricky. esageratamente traumatico per me perché avendo fatto prima 3 giorni di campo tipo informativo, che siamo stati a Valle de Angeles, che è tipo un paesino sperduto in mezzo alle valli, in mezzo alla giungla dell'Honduras, sono arrivato lo stesso giorno che mi sono venuti a prendere di mattina, c'era il primo giorno di scuola. Però che succede il primo giorno di scuola in Honduras? C'è una specie di sfilata, perché io ero al senior year, che era l'anno dei diplomandi, quindi bisognava fare casino per forza. E poi mi ricordo che mia mamma mi ha preso, mi ha buttato nel ristorante, dovevo fare colazione, io non sapevo nemmeno una parola di spagnolo, niente. Gli altri parlavano un pochettino inglese perché ero una scuola bilingue, quindi sapevamo un pochettino parlare inglese. Ok. Sono andato in questo ristorante, non conoscevo nessuno
mi hanno messo sopra una macchina tipo, sapete, tipo le jeep gigantesche con le ruote enormi a fare la sfilata, a fare bordello Che incredibile. maneggia Belfiore sotto mano con il 4x4 al di nodo. E abbiamo fatto sta sfilata con tipo 20 macchine, con trattori, cose assurde, incredibili. Fino a scuola abbiamo fatto casino, burdello tutto il giorno. E io sono arrivato là che non conoscevo nessuno, mi sono fatto subito un sacco di amici, tutti che venivano, perché là sono più o meno tutti scuri di pelle, quindi Sì. vedi uno bianco bianco che arriva, italiano, quindi ti arrivano tutti volevano parlare con me. Confermatemi questa leggenda, gli italiani all'estero sono delle star, vero? Soprattutto, almeno cioè, in Latino America, perché tu sei là, vanno pazzi per le persone un pochettino più bianche, perché Sì. tranne per una regione in Honduras dove non so per quale motivo, secondo me per cose naziste, per cose strane, tutti sono bianchi, ma bianchi tipo norvegesi, biondi, occhi azzurri, bianchissimi, ma sono tipo Ma come in regione La minuscola. razza ariana è in Sudafrica, resistita. stessa cosa. Come in Sono Sudafrica. in un paesino minuscolo, tutti bianchi, occhi azzurri e biondi. Il resto scuri, chi proprio di colore, chi mulatti, perché ci sono varie etnie. Questo paesino stranissimo sono tutti bianchi, ma bianchi più bianchi di noi, esageratamente. Vabbè, lì ci sarà stata una Sì, bella... io sono sicuro che per i nazisti andavano in Latino Ma America è dopo un la tuo seconda guerra. complotto? È un tuo complotto? Un pochettino. Come si chiama il paesino? Che casomai... Santa Barbara Ragazzi, cercatevi Santa Barbara. e anche Santa Rosa di Copan, che sono tipo due paesini molto vicini. E invece tu, Chiara, per il primo giorno? Il mio primo giorno è stato più che altro la mia prima notte, perché sono partita da sola. Io avevo degli altri coan, si chiamano, quindi altri ragazzi Dall'aeroporto italiani. di Roma, giusto? Sono partita da Catania. Ho fatto... Però ci sei passato all'aeroporto di Roma. No, ci sono passata altre Leonardo volte da all'aeroporto Vinci. di Roma. No, scusa, è una costante dell'episodio scorso che facevano la domanda se sono passati all'aeroporto. No, me ne sono girati un po' tutti gli aeroporti per scali comunque. No, la prima volta ho fatto Catania, Charles de Gaulle, quindi Parigi, Shanghai, Pudong. Quanto è E durato? Quello Parigi-Shanghai? Parigi, Shanghai 9 ore. Da Shanghai 9 ore. Se fai Roma già diventa 11-12 ore. Sì. Wow. Sì, passate, è strano perché passate le prime 5 e dici dai, solo 7 ne rimangono. Aveva anche Di Roma ore. Miami. No, Sì, anzi, Roma, sono Atlanta, lunghi, 12 ore. sono lunghetti Poi come, Atlanta come Miami voli. o Miami San Pietro Sula. Eh. Mamma mia. Che sfacchinata. Sono un po' Ma gli lunghetti. aerei Sì. intercontinentali sono bellissimi, sono giganteschi con la televisione, con un sacco di film, Sì. le poltrone comode, ti portano da mangiare, da bere. Poi tutto se non fai come gratis. me che cerchi tipo passare 7 ore del viaggio a capire come si alza il tavolino di lato. Vero che sono, Vabbè. dentro, sono infilati dentro il coso. Sì, io provavo a capire come si alzava sto tavolino che non riuscivo ad alzare, guardavo quelli accanto. E vabbè. E dopo No, quante ore di volo l'hai capito come si alzava? ne mancavano 5 prima di atterrare a Vabbè, Roma. A però- Roma, peraltro, dovevo andare. Meglio di Meglio di niente, c'è stato un all'ultimo. Alla fine. Comunque stavo dicendo, il primo giorno... Primo giorno. Le prime 24 ore in Cina. Allora, ero arrivata da sola all'aeroporto di Shanghai, di Pudong. E loro, la scuola internazionale, ti dà un foglio con le domande più richieste e con il meeting point dove ti devi incontrare all'aeroporto. C'era quella là con il tuo nome scritto... No. Cioè, proprio ti dicono. Pudong è grande, però non ha tante cose. Ci sono 4 Starbucks e 2 terminal. Quindi è un po' difficile perderti, se non fosse che sia abbastanza grande e che per passare da un terminal all'altro devi costantemente fare i controlli, quindi devi ripassare le valigie tu sotto gli scanner e Ok. tutto. Ma è una caratteristica di quell'aeroporto, mi sa. Penso di sì. Forse no, forse di tutti quelli in Cina, anche nelle stazioni dei treni devi passare i bagagli e tutto. Quindi è un po' una sfacchinata anche Che quella. continuamente sotto controllo. Sì. Vabbè, certo. E questo fatto ce lo devi sta spiegare anche. Sì. Fatto sta che io arrivo al terminal sbagliato. Quindi noi dovevamo vederci al terminal 2 davanti ad uno Starbucks, io arrivo al terminal 1. Siccome ero da sola, non so che fare. Chiamo i miei coanno che erano già arrivati poco prima di me Ok. e mi dicono gira a destra, ma io a destra avevo un muro, dove dovevo girare a destra?
vado e chiedo informazioni a magari gente che ci sta lì Sì. oppure all'info point. Com'è che parlassero un pochettino di inglese? Già io non lo parlavo tanto. Figurati proprio non avere Il risposta. linguaggio dei gesti. Esatto, la capacità siciliana di comunicare tramite... Quella serve, ma lì soprattutto ti dicono tipo di tradurtelo con Google Traduttore, solamente che mi sono tipo spesa 30 euro di internet perché non avevo la SIM cinese. Per una frase. Sì, una frase, poi chiamarei i miei perché non capivo dove dovessi andare. E vabbè, fatto sta che perdo il primo bus che parte e decido di prendere l'altro. Io ero stanchissima, morta dal viaggio. Tutto questo Mi si erano sono- fatte le? Io sono atterrata alle 6:30, si erano fatte le 8 e continuo a girare per tutto l'aeroporto. Mi ero letteralmente persa in aeroporto e ho trovato tutti gli Starbucks finché l'ultimo, finalmente avevo 2 valigie enormi che pesavano un casino. Arrivo, sì, l'ultimo finalmente, e poi alle 10 prendiamo il bus e poi da Shanghai a dove stavo io, che si chiama Changshu, ci si sta 2 ore e mezza senza traffico, con traffico 5 ore anche. Quindi arrivo a luna Solo di per il notte. traffico assurdo. Sì, Pazzesco. tantissimo lì il traffico. Ora ci sono tipo le strade a 15 corsie, quelle Sì, sono immense, esagerate. sono grandi. Ma nella sua frenesia in Cina c'è un certo ordine che riesci a riconoscere, stranamente. Per quanto caos ci possa sembrare essere, riconosci un certo ordine. Quindi quella era anche una cosa molto particolare. E niente, arrivo finalmente in college e lì solitamente c'è la parte in cui tutti ti accolgono. Ecco, da me c'era molta meno gente perché era luna di notte, però trovo insomma gli altri miei compagni, le ragazze più grandi che stavano già in collegio da un anno, e mi mostrano la mia stanza. Ogni dormitorio aveva la parte maschile e la parte femminile, però la mia era una casa si chiamano house lì tutti gli appartamenti, e la mia era solamente femminile, quindi io stavo nella parte maschile con altre ragazze. Tutta la mattina dopo, cioè io arrivato all'1:30 prima di farmi la doccia, vado a letto alle 3 e mi dicono alle 7 ti devi svegliare perché c'è tutta la cerimonia di benvenuto. Alle 7 E di quindi alle mattina. 7 mi sono svegliata, abbiamo fatto tutta questa cosa, vado per tornare in stanza, mi perdo, non trovo la stanza. No. Sì, parte bellissima perché non capivo che c'era un corridoietto che dovevo attraversare e niente, questo è stato il mio primo giorno in Cina Spero che l'indomani non ti sia perso più. Tu speri? Lo spero anch'io. E invece è No, ricapitato. all'inizio ci vuole un po' per abituarti, anche perché lì il campus è abbastanza grande. 600 studenti più tutte le case dei professori e del principal, quindi ci vuole un po' per abituarti, però dopo un po' diventa un po' come casa, quindi anche quello è stato bello. Questa domanda a te forse non posso farla bene, perché hai detto che comunque non parli bene cinese, no? Però la faccio a te a questo punto. Dopo quanto tempo hai cominciato a comunicare tranquillamente? E poi dopo quanto tempo hai cominciato a pensare o sognare in quella lingua? Devo dire che per fortuna lo spagnolo è per noi italiani penso la lingua più semplice che tu possa imparare, perché molte parole si capiscono. Il problema è poi devi dirle tu, perché di capire capivi quello che dicevano. Certo l'accento honduregno è un pochettino più tosto da capire rispetto al castigliano o altri accenti. Però un effetto strano che è quando vivi in un posto per tanto tempo è che non ti rendi conto che stai imparando una lingua. Ti faccio un esempio. Io una mattina mi svegliavo e sapevo che questa si chiama mesa, però non sapevo quando l'avevo imparato, non avevo la più pallida idea, però io sapevo questa era la mesa, quello era un ventilatore, computadora, lo sapevo, senza... Ma tipo magia, non capisci come avviene questo processo? È perché ci vivi dentro. Ci vivi ogni giorno. Io con senti. l'inglese non sapevo una parola, cioè i ragazzi, gli altri mi parlavano, io dovevo mettermi a 2 centimetri perché ho paura di non capire, di non sentire. Invece Ok. vivendoci, cioè lì per una questione di forza maggiore lo devi imparare, poi ci stai a contatto 24 ore su 24, Ora, non l'inglese stop. che sai che cos'è? Un inglese americano? Americano. Comunque Migliore. è un inglese che so... Il migliore. Cioè, è un inglese americano, ma la fortuna di vivere in collegio è che
avendo persone internazionali riconosci l'inglese con tanti accenti. Cioè se senti un indiano parlare in inglese è dura capirlo all'inizio, però dopo un po'... Very dangerous. No, dopo un po' ci fai Ci sta sto l'abitudine. TikTok che fa, very dangerous. Quindi anch'io sto incominciando ad imparare L'indiano. le differenze. Poi io a Roma vivo a Pigneto, non so se sapete il quartiere. Più o meno sì. Per pignattare Per i Pigneto. cosi, per i The Pills. Ecco. Che Lì è vivono famoso per vicino a- cosa? Per cosa? Per i giardinetti. No, No, per i bangladini che ci Per i sono. Io vivo bangladini. in Bangladesh in pratica. Io I sono bangladini. l'unico Sono male italiano lì. i Bangla, si chiamano Una volta da i casa mia a bengali. Roma sono scesi tutte una famiglia indiana al completo dalle scale di casa mia, tutte vestite 15 a festa. cristiani che Io mi scendevano. sentivo in India, non mi sentivo in Italia. Io ero sconvolto. Poi Poi chissà che L'internazionalità in profumi, che odori Italia. che c'erano. casa mia cioè, fa solo odore di curry. Poi ci mettiamo anche noi a fare il pollo bello. al curry e ti dico. Bene, fate uno scambio interculturale. Vabbè, comunque. 2 settimane cominciavo a parlicchiare, soprattutto con la famiglia. Però devo dire che dopo penso 3 mesi sapevo parlare abbastanza bene. E dopo 6 mesi mi ricordo che ho fatto il primo sogno in spagnolo. E là quando capisci davvero che hai imparato una lingua. Però la cosa bellissima di questa esperienza è che impari la lingua in un modo così naturale, che poi così bene, perché tu vivendola ogni giorno cominci a prendere l'accento, cominci a prendere proprio le usanze, determinati modi di dire, che studiare, c'è la differenza tra studiare una lingua a scuola e vivere un'esperienza del genere, impararla là, sta proprio nel entrare dentro la cultura e capire davvero perché una cosa si dice così e perché non si dice così, o quando devi usare una determinata parola Beh. e quando no. Come si dice in bare lì? Mache, mache, Nate. Neanche tanto. perro, che tipo cane, ma mache vuol dire tipo stupido. Ma esistono le bestemmie lì? Non si bestemmia. Ok. Ne so io una in armeno. In America Latina non si bestemmia perché sono molto religiosi, sono evangelisti, pazzi, folli, criminali. Una volta sono stato in una chiesa evangelista, voi non Vabbè, potete... non è che gli evangelisti di qua dalle nostre parti non sono folli. Sì, ma pazzi. tipo è presente in America che c'hanno quelle Salutiamo i chiese... pastori. È presente in America che ci sono quelle chiese che sembrano più dei cinema, dei teatri, con sti spalti enormi, migliaia di persone, Sì, sì, dove lo so. c'è il prete che grida, fa Dios Vedi nos va a anche, salvar vedi todos! che anche a Palermo esiste una realtà simile, si chiama PDG, Parola di Gesù. Che è quello dove c'è il ragazzo... È uscito il meme Sono di- pazzo per Tu Gesù. Ti vedi escono ogni giorno, ha la stessa qualità della Rai a livello audiovisivo. E poi è un capannone immenso. Sì, ma là ma truffano, si fottono i soldi della gente con la Ma che scuola. dici? Scherzi con la religione? No, mai sia. Noi ci abbiamo scherzato fin troppo, quindi... Sempre rispettato l'innominabile. Stavo dicendo. E oltre a questo, cosa c'era di illegale ed era strano e viceversa? Cioè cosa era proibito, mettiamola così, cosa era proibito e a voi sembrava un po' strano, e secondo me in Cina ce n'erano di cose, e cosa invece era legale e voi sembrava un po' strano Vai, anche in Chiara. quel senso. Io allora, durante il mio secondo anno è stato quando ci sono state tutte le proteste ad Hong Kong relative alla madre patria Cina. Avevamo un club, il Debate Club, e un ragazzo internazionale aveva portato il tema di Hong Kong e non sappiamo come la scuola ne è venuta a sapere, benché fosse una scuola molto liberale perché si tratta di un collegio internazionale che Le si spie trova dentro. Sì. Le scimici, i microfoni, le telecamere. Ma per davvero, cioè la scuola era in parte non dominata, ma c'era un grande gruppo di professori, specialmente cinesi, che facevano parte del Partito Comunista. Cioè proprio c'era un'aula dedicata a questa cosa con tutte le Vabbè, schede. abbastanza scontato, direi. L'unico partito. Sì, ma in un giro. collegio del genere dove ti aspetti che si possa parlare liberalmente di temi internazionali anche pesanti di una certa portata, il fatto che ti dicano o ti richiamino per aver parlato di un tema, delle proteste di Hong Kong che riguardava chiaramente il posto in cui stavamo, c'è il risultato molto strano, cioè
Quello sì. è andato molto contro i valori di quelli che noi chiamiamo i collegi UWC, Ok. aspettandoci qualcosa vi di hanno molto più richiamato liberale. in qualche modo, vi hanno detto... Sì, buon hanno proprio avviso. vietato di parlare di questo argomento. Ah, censura. Cioè, sapevi che sì, una sorta di censura in parte su determinati argomenti. Censura Poi a tutti gli effetti. c'erano tanti altri di cui potevi parlare, ma cose che riguardassero specificatamente la Cina o ciò Sì. che succedeva in Taiwan o ad Hong Kong, sapevi che non potevi parlarne, anche perché molto spesso i ragazzi cinesi non interagivano tantissimo con gli internazionali, facevano molto gruppo tra di loro. Ed era anche quasi difficile entrare in quel gruppetto, cioè prenderne parte, a parte per alcuni che invece venivano, si integravano, cioè ti parlavano. Vabbè, Però loro parlavano inglese. Sì, Ok. parlano inglese, però ecco, una cosa che ho notato è che si formano dei gruppetti, il gruppetto dei sudamericani, il gruppetto degli africani, il gruppetto degli europei, che poi magari eravamo 2 di qua, 2 di là e quindi per forza ti trovavi magari insieme. Poi ti mischiavi un po', ma nel gruppo dei cinesi era sempre un po' difficile Ma facevate entrare. tipo feste, che ne so, tipo... tra Erano tutti, eventi. vietate durante l'anno in realtà, però sì, abbiamo avuto anche noi la prom night alla fine anno. Per il secondo anno cioè non ci siamo stati perché a metà anno ci hanno rimandato a casa, quindi... Però sì, si facevano cose insieme, progetti. Però ad esempio se un ragazzo internazionale proponeva un progetto su l'Argentina e l'aborto, quello che stava succedendo un paio d'anni fa, era difficile che trovassi tanti studenti cinesi che venissero. Cioè, molto spesso quello che noi pensavamo è che in questo collegio in Cina i ragazzi cinesi ci fossero perché poi hai più possibilità di entrare in un collegio americano, in un collegio in Inghilterra, quindi in un'università molto più alta. In Cina c'è tantissima, ma veramente una competizione molto pesante. Lì addirittura in qualche maniera la società ti già detta cos'è che tu devi andare a studiare. Sai già che se studi una materia scientifica troverai più lavoro rispetto ad una umanitaria o una umanistica. Se studi fisica invece che biologia ne trovi ancora più lavoro. Quindi ti detta in un qualche modo la strada che devi andare ad intraprendere. C'è una competizione. Incentivano magari più gli studi scientifici che Sì, quelli sicuramente. a livello governativo proprio. Sicuramente tantissimo quelli. Per le scienze e le tecnologie la Cina penso sia all'avanguardia in tantissime cose, soprattutto per i progetti internazionali in cui si sta coinvolgendo, specialmente in Africa. E quindi Ho visto. quindi Va bene. Invece tu, Enrico, secondo me c'è tanto da raccontare. Che la realtà in Honduras è poco nota. Anche tu mi hai detto cose. Allora, facciamo una piccola parentesi. Io vivevo nella ex prima città al mondo, cioè più pericolosa al mondo per tasso di omicidi. Ma i tuoi cosa hanno pensato? Una cosa molto simpatica, adesso vi racconto. Io perché con FS, l'associazione con cui sono partito io, devi mettere 10 preferenze. Siccome già ero stato in Canada l'anno precedente, ho imparato il francese e un po' l'inglese, ho detto che manca lo spagnolo. Prendo la cartina, vedo America Latina, vediamo, bello il Panama, Panama. Costa Rica, ho messo tutti i paesi a caso, facendo proprio così. No. Dopo qualche mese mi arriva la lettera che sono stato preso per l'Honduras. Cerco l'Honduras. Quello dove fanno l'isola dei famosi. Esatto, e io già lo conoscevo, anche per quello l'avevo messo. Anche se non la vedo, no? volevi partecipare segretamente. Paese centrale dell'America centrale, molto famoso per la produzione, per la coltivazione, la produzione, il trasporto e lo spaccio di stupefacenti, alta criminalità, solo cose orribili. Poi c'è scritto soprattutto San Pedro Sula. Io all'inizio non dovevo andare a San Pedro Sula, quindi ho detto meno male che non vado là. Dovevo andare a Santa Rosa di Copán, che è nel nord-ovest dell'Honduras, è un paese di montagna, tra virgolette, dove ci sono tutte le rovine Maya, molto bello. Non hanno trovato la famiglia, quindi io fino a un mese prima di partire in Honduras non sapevo dove cazzo sarei andato a finire. Ok. Un mese prima arriva la cosa, ti hanno trovato la famiglia a San Pedro Sula. Non mi ricordavo sto nome perché l'avevo cercato tanti mesi. Sto nome. Faccio, mamma, ma guarda, sono stato preso a San Pedro Sula. Cerchiamo San Pedro Sula su Wikipedia. Seconda città più pericolosa al mondo per tasso La di Napoli del omicidi. mondo. Perché praticamente era vicino a Puerto Cortés, che era il porto al centro
dell'Honduras, che è al centro dell'America Latina, quindi faceva esattamente da tramite tra la Colombia, il Venezuela, per il trasporto della cocaina fino all'America. Cioè l'America del Nord, Messico, Miami. Narcostato no, però vabbè. E mia mamma, appena visto sta cosa che devo andare sempre da sola, morta. No, ma io non ti ci mando in sto posto. No. Faccio no, mamma, dai, tranquillo, ormai parto, che cosa devo fare? Non penso che sia andata proprio così la cosa. Divento narcotrafficante ero un anch'io. pochettino cagato in mano, però ho detto, vabbè, sono esperienze. Quando cazzo mi ricapita che devo andare a San Pedro Sula. Parto, la prima settimana abbastanza sciallo, cioè vedevo molta povertà, vedevo situazioni davvero orribili, bruttissime, però non è che dicevo... Quanti abitanti fa? Più di 1 milione. Ok. 1,5 milioni, credo. È la seconda città più grande dell'Honduras, è gigantesca, si estende per tantissimi chilometri. E la prima settimana è tranquilla, però mi ricordo che è stato proprio un evento che proprio mi ha fatto rendere conto di dove cazzo vivevo. A parte che tipo la città è divisa in barrios. Barrios sono tipo i quartieri. Ci sono diversi tipi di barrios. Quelli un pochettino più benestanti hanno queste mura alte 3 metri, filo spinato, elettrificato, con le guardie, con il fucile a pompa, 2 guardie e il fucile a pompa all'entrata. E tu devi fare vedere sempre questo carnet, che era una specie di quindi tu non pass potevi identificativo. Se non avevo la cosa dovevo chiamare a mia mamma, che mi doveva chiamare alle guardie, dovevano farmi entrare. E quando uscivo, infatti là ho cominciato, dopo la prima settimana ho cominciato a uscire dal barrio, mia mamma mi diceva non portarti né portafoglio, né telefono, né chiavi, né nient'altro, portati 200 lempiras, che sono 8 euro, là sono un bordello di soldi. E nel caso ti dovessero assaltare, pazienza, gli dai i soldi, stai fermo, tranquillo e non ti succede niente. Per 8 euro. Per 8 euro, aspetta. E io mi ricordo che tipo la seconda settimana, a un certo punto sento tipo dei fuochi d'artificio fuori. Mi faccio la finestra e faccio mami, mira, sta los fuegos. Lei mi prende dalla finestra, mi porta via e mi fa... Non sono fuochi d'artificio, sono spari. Nella lingua originale con la stessa... No, sono fuegos d'artificios, sono disparos. E lo guardo, faccio... Poi vengo a scoprire che erano davanti a casa mia, proprio di fronte. C'era una rimessa illegale. Ma tu lo sai che io sotto questa frase gli metterò la musica di Narcos. Ne sei consapevole? E io ho scoperto che di fronte a casa mia c'era una rimessa illegale di macchine che tipo le rubavano, le portavano là, perché a 3 case di distanza c'era un narco che viveva là, che era sua sta rimessa, e c'erano praticamente i bambini che 2 o 3 volte a settimana con la K47 o che ne so, con un Uzi o con le pistole si mettevano a sparare in aria. E una volta ci sono andato di sta rimessa, perché quando non potevo passare dal coso passavo da sta rimessa, perché ormai li conoscevo. Una volta mi fa sto bambino 10 anni, 8 anni, non lo so, con sto K47 così. Mi guardava così. ¿Quieres probar? Tutta la voce tutta seria. No, estoy bien. Nos vemos. Ma la legalità là non credo esista, perché la polizia è totalmente corrotta. La polizia, la politica è alla mercé dei narcotrafficanti. C'è corruzione ovunque, molto in mano alla criminalità, perché infatti si procede per la legalizzazione di tutte le droghe, lì mi pare. Già, non so quanto convenga in realtà, perché già così hanno problemi. Forse sarebbe ancora peggio se lo Stato almeno non provasse a mettere un freno, anche se non lo fanno. Non lo fanno per questo, penso. Vabbè. Sì. Quindi in realtà era tutto legale. Però c'erano tipo le 3 regole che ci davano quelli di FS, tipo non consumare droga, e non andare tipo a prostitute, non fare autostop. E basta. Alcolici scassavano un sacco le scatole, anche se poi con i volontari ci portavano tipo nei bar, tipo a 16 anni, 17 anni ci ubriacavamo, fumavamo come maledetti. Cose belle. Quindi di illegale là che è legale qua non credo. Il contrario forse sì.
la cosa che puoi tranquillamente andare in giro con una canna in mano anche davanti alla polizia, non ti dirà mai niente. Ma qua. No, non penso. Non penso. Ma quasi quasi stiamo arrivando a sto livello. Vabbè, Sì, là più o meno è tutto legale. in Cina è un po' mal visto che va nei bar e nei club, tipo, no? Oppure no? Le nuove generazioni non tanto, ma le nuove generazioni sono molto più libere. Già solo ad esempio per il fatto che illegalmente attraverso VPN possono utilizzare qualsiasi prodotto proveniente da Chrome, quindi Facebook, Instagram, Google stesso. Quindi il governo sa che le generazioni nuove lo stanno utilizzando e benché sia illegale, te lo fanno fare. Per quanto riguarda andare nei pub, se sei minorenne, la polizia se ti vede con alcol in mano ti ferma. Ti ferma, chiama i tuoi genitori o il tuo tutore o chiunque sia il tuo legale e ti toglie l'alcol, ti possono fare una multa. Quello sì. Nei pub no, ci puoi andare essenzialmente. Non era mal visto tipo chi andava in questi posti. Allora, Dipende no. che tipo di pub. Là se vanno nelle discoteche sono comunque sempre molto, no, realmente protette, però più non come ce le aspettiamo noi. Cioè, lì si balla, si danza, può succedere qualche cosa, ma sempre in maniera molto Ma minore. discoteche tipo occidentali oppure è un pochettino più Anche occidentali. Cioè proprio Occidentali. anche scialli Sul proprio? mood Sì. occidentale non... Sì, sì. Se vai nelle grandi città le trovi, tipo Shanghai, anche tante. Ma Ovviamente non sono tutte ovunque. io tipo avevo saputo che tu hai vissuto un'esperienza molto, molto, molto particolare. Facciamo così. L'esperienza. Dobbiamo raccontarla, siamo sicuri? L'esperienza più strana che avete vissuto. Un bel giorno ero tornato dalla piscina con mia madre e ci siamo messi nella macchina in fila perché là c'è sempre traffico Tua madre tangenziale. dell'Honduras. Ero mia mamma dell'Honduras. Sì, la chiamo mamma, però è mia mamma dell'Honduras. Quando dico mamma in tutto questo episodio, mia madre dell'Honduras. Ci mettevo in fila con la macchina. A un certo punto, a 2 macchine di distanza, c'era una macchina tipo quelli con i cassoni dietro, sapete, quelle americane, quelle che c'hanno tipo Sì, ok. un portabagagli grosso dietro. Come quella di aperte. Vincenzo Belfiore. Non lo so. Vincenzo Torna Belfiore. sempre. Non lo so. È il nostro E idolo. a un certo secondo me. punto, all'improvviso, vedo un uomo che si alza con un Uzi in mano. Un Uzi è una Una pistola mitraglietta. mitragliatrice, sì, è automatica. Si alza, si gira. 5 minuti così. 5 minuti non lo so, il tempo là penso che si era fermato un po' nella mia testa. Tipo 10 secondi, no? Faccio questi occhi. Giro. Mia mamma tranquilla, perché lei è sempre sciallissima, tranquillissima, abituata a queste cose, che lei ha vissuto tutta la sua infanzia in uno dei quartieri più pericolosi di San Pedro Sula. Ok. Quindi proprio lei è sciallissima, mi guarda, non ti preoccupes, vamonos. Sulla macchina, ha girato, si è andata. Io ho visto le foto, quello era esploso dentro la macchina, proprio crivellato In che senso, fino come le all'inverosimile. hai viste le foto? E che poi la giravano le foto, perché poi girano le foto. Sì. Girano anche qua foto di là, quindi pensa a loro tranquillamente. Oh, sì. Poi anche altri episodi che sono successi a tipo una ragazza poverina. Perché là quando ti scippano, vanno in giro con la moto, sono in 2 e c'hanno tipo un macete grosso così. Vanno in giro con la moto e scippano la gente. A una ragazza che è partita con me lo stesso anno, un'italiana. No. L'hanno scippata, però lei era un pochettino titubante a dare il telefono e l'hanno tranciato No. tutto qua il braccio, No. cioè non tagliato tutto. Vabbè, comunque... E l'hanno reciso tipo tutti i nervi del braccio e ancora penso che lei abbia difficoltà a muovere la mano e non è Mamma tornata mia. a casa. Questa qua è rimasta, non mi ricordo nemmeno più come si chiama, però questa qua è rimasta in Honduras, dove è successo dopo i primi 3 mesi, 4 mesi. Perché? È rimasta là perché non voleva andarsene. Oh, ma Catania l'Honduras la- ti prende e ti strega. Cioè, Catania la odio e anche la io non amo. me ne sarei mai voluto andare da quel Napoli. posto. Io avevo la mia famiglia, avevo la mia fidanzata, avevo tutti i miei amici. Mi ero fatto completamente un'altra vita. Cioè, io sono tornato, pianto come un maledetto. Sono tornato qua in Sicilia che non ci volevo stare. Vabbè. Volevo partire di nuovo. E infatti, dopo 6 mesi ci sono tornato. Perché ero fidanzato. Non fidanzatevi quando fate queste esperienze. È molto brutto. E ora? Sei fidanzato con quella dell'Honduras? No. Dopo 1 anno e mezzo ci siamo lasciati. Molto triste.
Vabbè. Ciao Maria. E tu Chiara volevi tornare? Oppure anche tu non volevi più tornare e ti eri fatto la tua vita lì? Io Vabbè, poi che, a momenti, all'inizio, nei primi mesi mi mancava un po' casa, ma più che mi mancasse casa, mi mancava il ricordo di tutti i luoghi che mi sono più cari. Non è tanto la cosa fisica, perché se poi fossi venuta, magari di una ragazza che postava una foto del corso, se poi fossi venuta io personalmente nel corso mi sarei stancata dopo 3 secondi. Invece era proprio il ricordo dei luoghi che ti sono Cioè, cari, non che ti sono stanchi del corso familiari. dopo 3 secondi. Non puoi dire una cosa cioè è al pari di bestemmiare dire una cosa del genere Eccolo. al salotto siciliano. Come fai a stancarti del corso, Vittorio Emanuele, culla dei nostri sogni? È vero. Comunque. Delle nostre Non speranze. sapevo dormissi per strada. Noi siamo degli innamorati di Noto, è vero, dei romantici. Sì. Degli inguaribili Dei romantici. romanticoni, sì, no. Li perdoneremo questi romantici. E invece dicevi che la religione non è vista bene, tipo. La religione, allora ci sono delle chiese aperte, però ad esempio nella mia esperienza, perché ho fatto il primo anno l'ho fatto completamente tutto in Cina, quindi per le vacanze invernali sono stata in uno family e stavo a Tianjin e per il 25 dicembre ci hanno portato fuori in un centro commerciale a mangiare lì in un posto in cui si fa l'hot pot, che praticamente tu prendi, c'è un grande buffet, tu prendi e si cucina in una piastra che c'è in mezzo ai tavoli. Ed è una cosa molto bella perché figa, condividi Sì, ho visto insieme. un sacco di film che c'è Sì. quello dello chef nel mezzo che con le piastre oppure eri tu No, che cucinavi? proprio nel tavolo c'è una piastra. Sì, ci sta anche Ci sono questo. queste due grandi, c'è questa Anche grande in padella, Italia, a volte sì. divisa a Sì, sì, metà. infatti. In una fai un brodo che non è piccante, nell'altro fai piccante e cuoci la carne, le verdure, tutto il resto. Piccante, no piccante. Ci vola. Buyaola. Bagladino. Ci vola. Le skill di Roma. Vabbè, comunque. Buyaola in cinese significa non lo voglio piccante. Questa è una delle poche cose che mi ricordo. Buiolo. Siamo usciti poi e c'era un sacco di confusione. I cinesi per il Natale comprano tantissimi regali, si scambiano i regali, però non penso credano, eccetto per una piccola parte, non credono realmente in tutti i valori cristiani o cattolici. E ricordo che con una ragazza, che lei era senegalese, volevamo andare a vedere comunque una chiesa perché Natale giustamente ci stava per chi era cristiano e cattolico. E c'era proprio tutte le strade intorno alla chiesa bloccate dalle guardie del corpo, dalla polizia, e non potevamo entrare. Non so se fosse un caso che succede Allora, ogni Nicola si va a Natale. trasferire in Cina. Faccio la guardia. La guardia, vai, Cuccia sul mazzo. puoi andare. E non so se fosse una cosa perché magari era successo qualcosa lì al momento, o se è proprio così. Perché mentre E c'erano persone che con te, cioè erano tue colleghi, diciamo, devo dire, ed erano musulmani. sì, pregavano 5 volte al giorno. E non è mal vista questa cosa lì in Cina? Cioè io Se non, vai non nelle sono molto minoranze informato. all'interno delle comunità locali, un po' sì. Però Nel comunque senso, ci avevano sono... non il burqa. No, il- quello non è un segno musulmano. Non è un quello, segno- quello è per gli ebrei. Quello il cappellino qua è per gli ebrei. no, La kippah. O il papa. Ecco, esatto. Lo shab. Sì, Lo shab. ci sono ragazze che lo portavano. Ah, Ragazze indonesiane, Siccome- ragazze siccome so che senegalesi. Africani, appunto. Siccome so che comunque ci sono tipo dei centri di raccolta, diciamo. Mhm. Centri di... Centri di raccolta. Sono le- Stiamo L'indifferenziato, il vezzo. No. I musulmani. È proprio Sì, no, in si è questo parlato di senso. centri di Vedi, danno il concentramento mastello per... a mio No, campi di Sì, concentramento. ci sono. Il mastello Ci dei sono stati, musulmani. non se ne parla tantissimo, però comunque Appunto, succedono cioè, in determinate... Ci sono dei centri di... No, di- ci sono... smistamento e raccolta. Ci sono dei centri di concentramento, cioè campi di concentramento per Sì. i musulmani, per questo l'ho Chiamiamolo una sorta di ghetto. Ah, ok, campi di concentramento addirittura. Vabbè, sono Sì. i ghetti, come ci Sì, sono i sì. ghetti ebrei, quelli Sì. musulmani. detto. Ah, quindi non sono campi di concentramento. No. Allora, alcuni non sapremo mai, secondo me, la verità fino in fondo appunto. su queste cose, su come siano realmente Che c'era la trattati. questione del paese musulmano C'è ad stato. ovest della Cina, quello vicino al, cos'è, no? Al confine? Tagikistan. Al confine col Tagikistan, non mi Sì, ricordo. Tagikistan, Uzbekistan. Potrebbe essere che era successo tutto e poi hanno fatto fare dei video dove dicevano no, in realtà noi amiamo Xi Jinping, è una persona molto buona, Come il video non Sì, ci maltratta. sì, Come il video che hanno fatto Dolce & Gabbana
All my friends, Chinese friends, dopo quella bruttissima Col figura cannolo gigantesco. Dexi mangiava la Sì, cinese. no, se ne è parlato tanto. Comunque era una cosa molto. Considera, la Cina è immensa e grandissima. Quindi per sapere realmente una notizia com'è ci vuole tanto, cioè devi essere o molto vicino a queste zone. Già la verità è relativa in Italia, lì Lì è allora, se in Italia la verità è relativa, appunto, cioè che la puoi interpretare come uno più vuole e piace, lì invece molte verità vengono nascoste, comunque vengono manipolate dal Il governo. partito è la verità. Sì, noi lo sosteniamo. Invece, tu mi hai raccontato che hai fatto un'esperienza in Turchia. Sì, Com'è stata l'esperienza in Turchia? Perché ho fatto un'esperienza identica alla tua. sì. Però 2 io nella settimane. capitale e tu... Esatto, io ero a Istanbul 2 settimane, però una cosa molto interessante perché alla fine è stata una vacanza normale. Però sono capitato esattamente quando c'erano le elezioni di Erdogan, quando doveva salire al potere Io mi e c'erano ricordo tutte le di sto rivolte. fatto. Io sono sceso in Turchia, la prima cosa che mi ha detto il mio fratello turco, chiamiamolo così, non parlare di Erdogan in giro, perché ti possono spaccare di botte, quindi tu non dire questo nome, è l'innominabile. Esatto. E io sono arrivato nelle 2 settimane che erano l'apice di tutte le manifestazioni, quindi era un pochettino pericoloso andare in giro. Avevamo abbastanza ragazzi, pure con i professori, però era un pochettino pericoloso. E mi ricordo che una volta stavo tornando a casa, ero solo perché avevo preso l'autobus, stavo tornando a casa e a un certo punto vedo una massa gigantesca di persone che mi viene contro da una parte e dall'altra in una via che non mi ricordo adesso. Ma tu vivi in un film, mi sa. Tu te le cerchi le Allora zone io proprio. perché erano tipo 5-6 giorni che ero là, non conoscevo bene la zona, conoscevo 3 vie forse, 3 strade forse. E a un certo punto vedo che cominciano a lanciare cose. Comincio a correre come un pazzo, come un disgraziato. A un certo punto vedo che mi arriva tipo a 5 metri di distanza una bomba fumogena, di quelle che tipo fanno tutto il Ti gas sei tipo ritrovato nella stessa situazione del derby Catania-Palermo. diciamo di sì. Pericolosissimo. Come metafora per fare capire il Le bordello. metafore veramente. E credo di non aver percorso così tanto in tutta la mia vita. Mi sono nascosto, poi ho chiamato il mio fratello pure io del turco e ho detto "Oh, guarda, c'è tutto in inglese, ancora non so parlare bene, tutto confuso. Aiuto, che cosa devo fare?" E poi sono tornato a casa. Però sì, esperienze che proprio ti formano dentro. E invece un'altra cosa particolare, tu hai vissuto il Covid. Io in sì. Cina. E con questo E con questo chiudiamo. Il Covid, ecco, io l'ho vissuto addirittura fuori dal collegio, quindi proprio dentro la comunità cinese, nel senso che quando io l'ho vissuto era il Capodanno cinese, quindi fine gennaio, e tu non puoi stare all'interno del college perché è festività nazionale, quindi non c'è nessuno che garantisce le pulizie o la mensa e quindi tu devi andare fuori, erano un paio di settimane. Con un gruppetto di ragazzi ci eravamo organizzati per andare a visitare vari paesi vicini, quindi io ero letteralmente partita con 2 pantaloni, 2 maglioni, una felpa, qualche altra cosa e nient'altro. Tutte le mie cose erano in stanza, nel dormitorio. Fatto sta che prendiamo il treno, bellissimi treni cinesi, quelli più lenti di 10 ore, pienissimi di gente che poi parlano normalmente ma in realtà urlano, quindi non sai se sono incazzati o meno. E quindi questo treno lunghissimo che andava da Suzhou ad Hangzhou, che era la nostra prima tappa. Stiamo lì per 4 giorni, tutto con la mascherina. Noi giravamo con la mascherina, la scuola ci ha detto che la dovevamo indossare, dovevamo stare attenti, lavarci le mani, ma che comunque tutto era sotto controllo. Questo quando su per giù? Questo sempre fine gennaio? Sì, intorno al 23 di gennaio. 23 perché il gennaio. 25 è proprio quando il 25 gennaio era il giorno del Capodanno cinese. Noi dentro casa non riuscivamo nemmeno per andare a prendere da mangiare, cioè praticamente lo ordinavamo. Infatti c'era uno schifo dentro casa, come gli abbiamo lasciato casa non sappiamo nemmeno noi. Abbiamo rotto il letto pure. 25 gennaio, alle 11:30 di sera, la scuola ci manda prima un'email dicendo di compilarla, che dovevamo scrivere dov'è che siamo, quanti casi Covid c'erano all'interno della città, com'era la situazione, come stavamo noi. Ok, mandata questo sondaggio.
Dopodiché decidiamo che annulliamo tutte le tappe che volevamo fare dopo, torniamo a Sugio, che è la città più vicina al college, e quindi ci riorganizziamo, perdiamo un sacco di soldi di tutto quello che avevamo prenotato prima, riprenotiamo un altro albergo. Fatto sta che poi la scuola ci chiama verso le 12:30 di sera, quindi notte, e ci dice: non vi muovete da dove siete, state fermi lì. Va bene, impanicati, ma eravamo 7 ragazzi, non tantissimi, quindi tutto sommato io l'ho vissuta in maniera anche molto tranquilla, cioè non ci siamo resi completamente conto di quanto era veramente pericolosa tutta la situazione. L'indomani mattina, quindi 9 cinesi, 3 di mattine italiane, la scuola ci chiama e letteralmente ci dice: andatevene. Prendete il primo biglietto che potete e se potete tornate nel vostro paese d'origine. Quindi io chiamo mia madre, che fortunatamente alle 3 di notte mi risponde, mi compra un biglietto per la sera e io parto. Il giorno dopo, le valigie, scusami, tutte le cose. dopo ce le hanno spedite in un modo o nell'altro, oppure alcune cose un ragazzo è riuscito a tornare e me le ha riportate, sono andato a trovarlo io a Vienna e me le ha riportate. Quindi è stato un po' un casino lì in realtà. E poi sei Cioè, ritornata? Sì, io sono ritornata perché letteralmente il giorno dopo hanno chiuso tutta Shanghai. Il giorno dopo io sono arrivata in Italia, sono atterrata. A Catania non c'era niente per farvi capire, c'erano i cani antidroga più che quelli Covid e cose. I cani antidroga. Sempre, ed è meglio Va che bene. Anzi rimancano che lì. c'erano. Anzi che ci sono. Anzi che c'erano. Arrivo, io sono stata con la mascherina, poi ho fatto le 2 settimane di quarantena volontaria. Addirittura mi chiamavano quelli della L'ASP. sanità, dell'ASPE, e mi dicevano: ma là come fanno? Ma dici, ma è vera la cosa? Ma Certo, tu certo. cosa ne Esiste pensi? davvero? Cioè, io che cosa gli potevo dire? Che onestamente... Beh, ma nessuno cioè, sapeva niente. In quel periodo nessuno sapeva niente. Sì, Proprio sì, sì. nessuno. Ma io letteralmente, io sono stata, mio fratello non mi ha nemmeno vista, non ho visto nessuno dei miei familiari per quelle 2 settimane. Ho fatto queste 2 settimane, poi sono stata una settimana praticamente fuori e poi ci hanno chiuso tutti per il lockdown. Ma io sono letteralmente scappata da lì. Non avevo nulla. Anzi che sei riuscita. Anzi sì, alcuni ragazzi addirittura il college li ha aiutati con alcuni aiuti finanziari, chi non poteva pagarsi il Invece biglietto. dopo improvviso così poi costa Sì, un ma bel da po' un di giorno soldi. all'altro. No, in realtà fortunatamente non so come, per quale caso fortuito, il mio non è costato tantissimissimo. Tipo? Poteva essere 500 euro sulla Vabbè. andata. Vabbè, però ci sta. sono poco. Beh, in confronto del primo per andare, cioè che l'avevo preso addirittura una settimana prima perché aveva problemi del visto, 1.000 euro, questo 500 euro proprio da nemmeno un giorno all'altro, da un'ora all'altra. E poi nel frattempo, mentre io ero lì, parlavo con i miei primi anno, che sono i ragazzi che frequentavano il college per il primo anno. Cercavo di capire come stessero, come potevano tornare, se avevano bisogno di una mano. Quindi è stato tutto talmente veloce che l'abbiamo vissuto in realtà anche abbastanza bene. Perché sapevamo che se ci impanicavamo noi in quel momento era la fine. Meno male. Cioè, e il giorno dopo che io sono arrivata, sono atterrata a Catania, vado a vedere le notizie di una ragazza cinese che ci aggiornava, avevano chiuso Shanghai. Non potevi entrare a Shanghai, A culo. quindi una città immensa che in un modellino praticamente è enorme, occupa metà, praticamente tutta questa stanza qui sarebbe il modellino di Shanghai, forse anche più grande di questa stanza. E totalmente chiusa, tutta chiusa, cioè nessuno può entrare, nessuno può uscire. Cioè io il culo con cui io sono partita letteralmente è stato... Sei riuscita a L'ultimo scappare? giorno utile per scappare Ma via nessuno dal- sapeva che era l'ultimo giorno, cioè Certo. letteralmente è Da stato una notte all'altra. scappate. Ma quanto ti sei sentita coccolata poi qui finalmente? Cioè hai detto cazzo hanno chiuso lì, ora sono qua a casa mia, In sì hai realtà fatto la no, quarantena. in realtà mi è dispiaciuto tantissimo. Vabbè, sì. Perché poi io non sono più potuta tornare, quindi è mancata tutta la fase di chiusura del percorso. Io non ho salutato certo. gente con cui ho vissuto un'esperienza piena Ma da quindi si è 160 interrotta gradi. per il Covid tutto... Sì, io l'ho concluso a distanza. Non ho salutato nessuno, cioè io ho salutato gente come per dire ci vediamo fra una settimana. Che cosa Però che secondo c'è me dopo di un anno e male? mezzo, dopo un anno e mezzo che ci stavi insieme. Sì, Non in e sono un'esperienza persone del che genere. probabilmente non rivedrai mai più, alcune. Con molte adesso mi sento La ancora, cosa però più brutta di questa esperienza, secondo me, a parer mio, è salutare le persone.
Secondo me è la cosa più brutta di questa esperienza. Però Perché tu devi hai la salutare. consapevolezza in alcuni casi che sono persone che non rivedrai mai più. Sì, quello è stato Sono veramente posti troppo pesante. lontani, esageratamente lontani, che ci vuole tanti soldi, Sì. tanto tempo e non è facile. Va bene, ora c'è la tecnologia, quindi fortunatamente i rapporti continuano anche a distanza. Sì, ma Sì, ma manca Non è la tanto. stessa cosa. Manca, No, però manca io ti sto tanto. dicendo- Ma secondo me è difficile, abbiamo ordinarietà diverse. cioè, pensavo, io ho 8 ore di fuso orario con la mia famiglia, Esatto. anche con la fidanzata, quando mi svegliavo ogni mattina e alle 6 per sentirla, quando lei se ne andava a dormire, problemi assurdi. Io tipo ho un amico di Noto Di noto. che si è fatto Fuso fidanzato orario. con una del Vietnam. Wow, temerario. Ma l'hai incontrata? L'ha mai vista? No. Ah, ok, va bene. Grandissimo. Concludiamo dicendo, L'altezza. ragazzi, visitate tantissimo. Un bacio da Roberto, Nicola? Da Enrico. E da Chiara. da oggi è tutto. Un bacio.